Rigoli, dopo quasi 2 anni il ritorno, lei dice, sempre a casa mia. Sì, decisamente sono contento, sono strafelice di rivivere questa esperienza ad Agrigento, dove a me Agrigento ha dato tanto e spero che io possa ricambiare tutta questa fiducia al popolo agrecantino, di quello che mi ha dimostrato, che io in questi giorni che pensavo che non potesse mai succedere una cosa di questa, e quindi voglio ringraziare tutti per la stima che hanno avuto nei miei confronti, nessuno escluso. Senta, è chiaro, lei ha visto l'Akragas soltanto da spettatore, no? Interessato ma da spettatore. Da È addetto ai lavori. chiaro che comunque l'occhio del tecnico c'è sempre. Che idea si è fatta e soprattutto se questa squadra, com'è giustificabile il fatto di aver perso 7 partite consecutive in casa? Ma questo è un problema che io prendo da oggi in poi, farò il primo allenamento, dopo i primi allenamenti sicuramente vedremo qual è la condizione della squadra, però secondo me per questa squadra non ci deve essere nessun tipo di alibi per quello che può essere la persecuzione dei risultati. Lei è stato sempre un aziendalista, aspetterà prima i primi giorni di lavoro per capire cosa serve a questa squadra? Decisamente io penso che abbiamo un gruppo su cui lavorare, cercare in questo momento di ricoprire se ci sono dei ruoli mancanti, dove mancano giocatori proprio in quel ruolo, poi gli altri li voglio valutare tutti, voglio valutare il giocatore, voglio valutare il professionista e penso che dalle notizie che ho in questa squadra ci sono dei grandi professionisti e dei grandi uomini. Però una notizia l'ha già data, Madonnina non si tocca. Assolutamente no. Presidente, si cambia pagina, l'Euroitalia paga forse anche un po' l'inesperienza di non avere mai fatto l'allenatore professionista prima dell'avventura in biancazzurro. Ma noi all'Euroitalia non possiamo che ringraziarlo, dirgli grazie per quello che ha fatto qui ad Agrigento, che ha fatto lo spirito che ha messo. Purtroppo le cose non sono andate per come erano state preventivate. Noi abbiamo avuto la necessità di dare una scossa all'ambiente, abbiamo avuto la necessità di riportare la serenità nella piazza agrigentina, abbiamo scelto un tecnico che già conoscevamo, un tecnico competente, un tecnico che ha tutte le capacità, ma soprattutto che conosce bene l'ambiente agrigentino e le strutture sportive agrigentine e che è stato già allenatore dell'Akragas, con la speranza che operando ora sul mercato in entrata e in uscita riusciremo a portare una nuova linfa a questa squadra, ma soprattutto quello che a me interessa di più è che bisogna riportare tranquillità psicologica a questi giocatori che negli ultimi tempi l'hanno sicuramente persa. E poi c'è da recuperare anche il pubblico, quei 3.000 spettatori che sono mancati proprio nell'ultima partita persa col Matera rispetto ai 4.000 e oltre con l'Andria che è stata la prima all'Essenè. Ma è una cosa che ci auguriamo tutti, certo i tifosi hanno le loro ragioni a disertare lo stadio, a contestare, perché dopo 8 sconfitte consecutive è chiaro che ognuno può anche perdere la pazienza. Noi lanciamo un appello perché ce la stiamo mettendo tutta per cercare di mantenere questa categoria, ma abbiamo bisogno anche di loro, quindi mi auguro che ritornino allo stadio e mi auguro soprattutto che questa squadra ricominci a dare entusiasmo anche a loro.